aspettate adagio. Ci troviamo a Palermo alla scuola calcio Luis Ribolla, fondata dal campione del mondo Totò Schillaci, in questa giornata delle Olimpiadi della legalità, in memoria delle vittime della mafia. Siamo in compagnia del giovane emergente palermitano Cristian Imparato. Cristian, vorremmo chiederti innanzitutto buonasera, vorremmo chiederti come vivi questo momento magico. Vivo con tanta serenità perché penso che sia una cosa molto importante per me, per la mia carriera, per il mio futuro, per la mia futura carriera. È un sogno che sto vivendo bellissimo, una bella sensazione, perché vivere con i miei fan, vivere con tutta la mia famiglia, e crescere, sviluppare questo sogno giorno dopo giorno è una cosa molto bella. Quando è che hai capito, diciamo, che avevi questa voglia di cantare da piccolino? Da piccolo, all'età di 4-5 anni circa, e niente, prendevo il telecomando e iniziavo a cantare, canticchiando, poi andavo in piazza. Hai scoperto questa dote, diciamo, sì. canora. Poi si sentiva passo per passo. Abbiamo saputo che sei stato uno dei, diciamo, vincitori del concorso Io Canto con Gerry Scotti. Sì, la ha prima fatto edizione. un grande successo, la prima edizione, esatto, e Sì. hai conosciuto ovviamente dei grandi artisti. Diciamo, cosa ti ha colpito di questo evento? Ma mi ha colpito il fatto che sono piaciuto alla gente, il fatto che la gente ha creduto in me, che la gente mi abbia votato e mi abbia fatto vincere. Sono davvero molto orgoglioso e contento soprattutto. Cosa pensi, diciamo, di avere suscitato nel pubblico con la tua voce? Che ho visto un pubblico io in televisione molto emozionato, veramente. Appunto, spero tante bellissime emozioni soprattutto, e tanta tranquillità, gioia e di ascoltare buona musica. Ovviamente. E hai ricevuto anche dei complimenti da personaggi famosi. Qual è che ti ricordi di più? Qualche complimento di qualche personaggio più famoso? vabbè. Erano grandi nomi, c'era Mario Biondi, Sì, tantissimi. c'era Alex Britti. Sì, specialmente quello di Lara Fabian, quando è venuta e mi ha fatto la sorpresa e la lettera, è stata molto carina. Con quale artista ti vedresti su un palco, diciamo, in un grande concerto? Con chi vorresti suonare, cantare insieme a lui? Guarda, i miei artisti preferiti sono artisti americani, cioè amo tantissimo Beyoncé, Leona Lewis, Whitney, che adesso non c'è più, però l'ho sempre stimata, è stata una delle mie prime cantanti preferite. Guarda, mi vedrei sul palco caratterialmente con una Alessandra Moroso, con una Emma, con un Tiziano Ferro. Ho capito. E diciamo, quando tu non canti, che hobby hai solitamente? Vabbè, aiuterai tuo padre sicuramente in casa. Beh, faccio un po' di danza moderna e poi vabbè, di solito durante la giornata esco con i miei amici in giro, un po' di discoteca, le solite che fanno i 17 anni. Esatto. E quando, diciamo, hai finito questa esperienza di Io Canto, fuori dall'Italia hai cantato, hai fatto altri concorsi canori? No, concorsi canori no, però sono stato ospite a un programma televisivo, cioè la copia di Io Canto, però che si chiama Cántame una canción, in Spagna, a Madrid. Ho visto il video su come YouTube. ospite, e poi sono andato in America con David Foster, ho studiato a New York, delle cosette ho fatto, quindi Music Hour, tante cose, sono contento. E ora di recente ho saputo che hai fatto un album, si chiama Nuove Prospettive, ce ne vuoi parlare? No, ho fatto un singolo che si chiama Nuove Prospettive, e che ho lavorato con diversi produttori discografici. Quindi è un singolo questo? Questo qua è un singolo. È un singolo? E il mio produttore discografico è David Marchetti. David Marchetti, ci ho parlato. Marchetti, sì. E poi c'è tutto lo staff dietro, che è tantissimi, mi dispiace pure io. Ci ha fatto veramente piacere farti queste interviste, perché essendo che sei siciliano, noi valorizziamo la Sicilia e i siciliani, ti abbiamo scelto come giovane emergente, abbiamo dato uno spazio sul nostro portale Sicilia Terra d'Amuri. Spero che sarai contento di questa possibilità turistica, che crediamo in questa cosa. Noi. Il portale turistico ti augura veramente un grande successo e un futuro radioso nella musica. Grazie mille. Un piacere. Grazie. Amici più di prima, non resteremo no, purtroppo ormai, stasera io lo so.